saluto tutti voi. Non faccio mistero dell'emozione che ho provato questa sera vedendo questa partecipazione della serie anche i segretari hanno un'anima, ma è un'emozione forte che è legata secondo me a questi eventi che hanno al centro, che hanno come protagonista il nostro territorio. Per me è sempre stato forte il legame con il territorio in cui ho sempre vissuto, in cui sono nata e in cui ho sempre vissuto, le problematiche, le difficoltà, ma con grande orgoglio e con grande senso di appartenenza, lo stesso orgoglio e lo stesso senso di appartenenza che provo adesso nella responsabilità che mi sono assunta di fare il segretario di questo partito. E oggi, vedendo questa partecipazione, questa risposta a questa festa, che è un veicolo eccezionale per la politica, è un veicolo eccezionale per tornare tra la gente, per tornare a parlare con la nostra gente. Io in questi giorni sono stata in alcuni gazebo dove abbiamo promosso questi eventi e questa festa nazionale. E ho potuto essere stata una meravigliosa occasione per parlare con la gente, per incontrare le persone, che sono rimaste piacevolmente sorprese da questo modo nuovo di avvicinare la politica alla gente. Hanno riscoperto nella parola festa un modo per tornare senza divisioni, senza distinguo, senza frammentazioni, a parlare di politica e a parlare di territorio. Qui in questo percorso io vi devo ringraziare Irma per la proposta che ha fatto e per il lavoro che ha fatto. Ringrazio lei e con lei voglio metterci dentro veramente tutti quelli che in questo periodo con grande generosità, con grande passione, senza chiedere niente in cambio, ma solo per la voglia che il nostro partito, che il nostro territorio faccia una bella figura, sia il centro di un'azione che richiama la gente, che fa tornare la gente alla politica. Stamattina una delle persone che ho incontrato ai Gazzardi, tra l'altro una persona che io conosco da tempo perché non abita molto distante da dove vivo io, una persona sugli 80 anni, che mi ha detto: io non ho cambiato le mie idee, sono rimasto fedele alle mie posizioni, sono rimasto fedele alle mie idee, ho solo perso la speranza. Però mi ha detto, vedervi qui stamattina in questo gazebo, vedere che tornate in mezzo alla gente, ho la tentazione di riaccendere questa speranza. Ecco, se noi riusciamo con la nostra passione, con la nostra voglia di fare, con il nostro impegno, con il nostro servizio a volte, sia ad ispirarci proprio lo spirito di servizio, di tornare tra la nostra gente, di discutere. Vivere in montagna noi sappiamo benissimo che comporta delle difficoltà maggiori, dà ai nostri ragazzi delle opportunità in meno rispetto ai ragazzi che vivono in pianura, servizi in meno, fare servizi in montagna costa molto di più, ma questo onere in più che noi da sempre ci siamo accollati, che i nostri sindaci cercano di accollarsi e di dare risposte ai cittadini pur in condizioni, sappiamo benissimo come sono adesso le nostre amministrazioni dopo gli ultimi tagli che hanno subito, quindi dare risposte in montagna diventa ancora più difficile e ancora più come dire, si devono arrampicare a volte, veramente inventarsi qualcosa per poter dare ai nostri cittadini una risposta. Quindi questa nostra consapevolezza sia anche la nostra forza. Questo percorso che è stato fatto
rispolverando quello che era stato il percorso fatto con le altre province, come ho avuto modo di dire, attorno a un obiettivo unico al mondo, perché sappiamo che il riconoscimento che l'UNESCO ha fatto delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità, è stato un obiettivo unico al mondo. Questo percorso, questo mettersi insieme, questo affrontare queste tematiche, questo tornare a parlare di montagna abitata, tornare a parlare di autonomia, tornare a parlare di servizi alla nostra gente, tornare a parlare di scuola per i nostri ragazzi, tornare a parlare di sanità, cercare di far convergere su questa festa degli interessi trasversali. Infatti io ringrazio il sindaco di Belluno per aver accolto il nostro invito e per essere venuto qui a dare il proprio saluto e il proprio benvenuto. Questi sono 3 giorni che non finiscono domenica, noi vorremmo veramente che traguardassero ben oltre domenica, forse l'inizio di un cammino per tanti altri risultati, per tenerci insieme e per dare risposte alla nostra gente. Grazie.